Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Buonasera, buonasera. Applauso giusto per la coreografia di Arte Balletto Academy, che rivedremo più tardi con un altro momento di danza. Grazie, buonasera e benvenuti alla quinta edizione dei Penalty Awards. Un ringraziamento particolare naturalmente va al Comune di San Gregorio di Catania che ci ha ospitato in questa quinta edizione. Su tutti naturalmente anche un particolare e doveroso ringraziamento a Gold 78, alla produzione di Play Village e anche di Beats 095. Quinta edizione, ancora una volta il calcio dilettantistico che va in passerella e lo fa come al solito con questo momento di unicità, perché insomma non si vede mai spesso in giro la possibilità di premiare tutti i migliori atleti, tutti i migliori dirigenti del calcio dilettantistico. Noi da 5 anni ci stiamo tentando e devo dire che la cosa ci piace tantissimo. Anche quest'anno naturalmente per quanto riguarda la categoria eccellenza e la categoria promozione premieremo il miglior portiere, il miglior difensore, centrocampista, allenatore, dirigente e attaccante. Insomma 6 ruoli, stesso discorso per quanto riguarda la categoria di promozione e poi per quanto riguarda invece la prima categoria su 7 gironi verranno premiati soltanto il miglior giocatore in assoluto della prima categoria, così come per il dirigente e l'allenatore. Prima di iniziare voglio anche ringraziare 2 partners che ci hanno accompagnato in questa quinta edizione, ovvero la Normanna che coltiva l'anima della terra, uno slogan bellissimo, e Agriservice, servizi e prodotti per l'agricoltura. Detto ciò possiamo subito già dare voce alle nomination per quanto riguarda la categoria di promozione e lo facciamo con il miglior portiere. Allora, sono in nomination per quanto riguarda questa quinta edizione dei Penalty Awards 2018 il portiere Giuseppe Cavone del Marina di Ragusa, Andrea Gugliotta della Ionica e Mirko Ilario del Salemi. Possono raggiungerci qui sul palco. Tra l'altro sottolineiamo anche che il Marina di Ragusa ha vinto il campionato, così come la Ionica, mentre il Salemi, ahimè, ha perso ai playoff. Ciao ragazzi, bentrovati, bentrovati. Vengono quasi dall'altra parte della Sicilia, tranne chiaramente Gugliotta che arriva da una zona un po' più vicina a Catania. Allora, tra poco mi arriva la busta, anzi la busta la faccio subito arrivare da Federica. Vogliamo fare un applauso a Federica, grazie. Grazie Federica. Apro la busta.
Allora, miglior portiere per quanto riguarda la categoria promozione stagione 2017-2018 per la categoria promozione, Andrea Gugliotta della Ionica Calcio. Consegniamo ad Andrea Gugliotta la targa e adesso arriveranno subito anche le altre due. Subito la battuta con il vincitore, che tra l'altro lo scorso anno eri già in nomination, quest'anno addirittura con la bravura della vostra società, con la bravura anche del vostro gruppo, avete vinto anche il campionato e tu addirittura subito la nomination come migliore portiere. Stagione da incorniciare, devo dire. Sì, senza dubbio, noi abbiamo coronato un sogno quest'anno, abbiamo raggiunto l'eccellenza. È stata una stagione straordinaria, ancora di più ricevere questo premio è davvero una soddisfazione immensa. E siete soltanto all'inizio, chissà cosa succederà la prossima stagione. Allora, Giuseppe Cavone, Marina di Ragusa ha fatto incetta di premi, Coppa Sicilia e anche il campionato, devo dire anche con una stagione straordinaria, e adesso l'appetito viene mangiando, come si suol dire, no? Sì, innanzitutto grazie a tutti. È stata una stagione veramente importante da tutti i punti di vista e abbiamo raccolto il lavoro fatto durante tutto l'anno e non solo. E siamo contentissimi infatti di aver vinto sia il campionato che la Coppa e siamo soddisfatti per tutto. Tra l'altro adesso dovete anche valutare che siete quasi l'unica squadra in eccellenza nel campionato appunto di eccellenza come provincia di Ragusa, quindi insomma anche questo sarà un impegno considerevole. Sì, ricordo anche il Santa Croce, poi dobbiamo vedere il Ragusa, insomma le fasi estive sono sempre un po'... È il calciomercato, Esatto. è il calciomercato. Invece a Salemi cosa è successo? Per un attimo insomma sembravate di poter aspirare a questo salto di categoria e poi insomma i playoff non sono stati dalla vostra parte. Abbiamo fatto un campionato bellissimo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, poi alla fine il giocattolo si è un po' smontato, non per demeriti, ma anche perché siamo arrivati poi stanchi alla fine, siamo arrivati un po' distrutti e poi lo sai, i playoff sono delle partite a sé, un episodio può cambiare una partita e quindi ci ha penalizzato un episodio e Vabbè, pazienza. andiamo avanti così e sperando di fare l'anno prossimo un campionato di vertice, insomma. Sicuramente, sicuramente. Grazie ai ragazzi che hanno gareggiato come nomination miglior portiere del campionato di promozione. E dopo il portiere un altro ruolo importante per la zona difensiva, il difensore. Allora invito qui sul palco Valerio Genesio del Salemi, Raffaele Guida del Partinica Audace e Gianluca Sanfilippo della Ionica. Salve. Partinico che finalmente ritorna. Venite un po' più al centro, ragazzi. Allora, mi passano subito la busta, grazie Federica, miglior difensore della stagione, anche questo è un ruolo importantissimo. Vedremo cosa hanno deciso, poi vi dirò anche e soprattutto chi decide queste votazioni finali, perché inviteremo il presidente dell'AIAC di Catania. Allora, miglior difensore per quanto riguarda la categoria promozione, stagione 2017-2018, vincitore Raffaele Guida, Partinica Audace. Consegniamo a Raffaele questa targa, battuta subito, nel frattempo arriva anche per voi il ricordo di questa bella serata e ho detto bene, questo Partinico che ritorna finalmente nel posto giusto, dopo tanti anni di sofferenza la società si è riorganizzata e devo dire che avete fatto un campionato bellissimo perché già abbondantemente prima della fine della stagione eravate già in eccellenza. Il Partinico merita questa promozione in eccellenza, è da tanto che da 20 anni che non c'era. Abbiamo fatto un campionato straordinario, grazie alla società. Quindi Vediamo cosa succede alla prossima stagione. speriamo bene. Anche perché so che avete un problema con la struttura, beh, insomma, quello è un problema di tutti. La struttura non è ottima, quindi Vediamo, ottimismo. Invece parliamo con Valerio, perché insomma devo dire che anche il Salemi, come poc'anzi parlavamo con Mirko, ha fatto un campionato bellissimo. Certo, si perde ai playoff, però rimane la stagione positiva. Arrivare a fare i playoff è sempre comunque un grande successo.
Sì, sì, assolutamente. Comunque è stata un'annata importante, un'annata molto lunga e sacrificata, però abbiamo raccolto poco perché alla fine quello che conta è il primo posto, però fare un'annata così strepitosa, partire dal basso e arrivare a fare una semifinale playoff comunque ci inorgoglisce, ripartiremo più forti di prima. Tra l'altro la tua esperienza che ti ha portato anche a giocare a grandi livelli con il Palermo, adesso la dimensione di Salemi ti piace oppure insomma il palcoscenico della Serie A, della Serie B è sempre un palcoscenico che attira? Ma sicuramente qualcosa di diverso perché l'organizzazione in quelle categorie è qualcosa che va prima di tutto, però lì non ci hanno fatto mancare nulla, ci hanno fatto lavorare sempre nel miglior modo possibile, anche se ci siamo dovuti adattare a delle strutture ed essere ospitati da altre società perché a Salemi stanno facendo tutta la struttura nuova. Niente, è stato un anno un po' difficile, però ripeto, ci inorgoglisce tanto perché siamo stati molto umili e siamo arrivati all'obiettivo che era quello dei playoff facendo tanti sacrifici e quelli non li cancellerà mai nessuno. Assolutamente, mai, mai, mai. Allora, invece parliamo con Gianluca. E anche voi, insomma, come Ionica, la stagione è positiva, insomma, una grande vittoria, il ritorno per la prima volta in un campionato più corposo, no? Perché insomma la prima categoria e la promozione, sì, sono dei campionati interessanti, però l'eccellenza sarà tutta un'altra storia. Assolutamente sì, l'eccellenza ha il suo fascino, quindi siamo riusciti a chiudere quello che non avevamo chiuso l'anno scorso, perdendo la finale playoff col Città di Messina, però la società nonostante tutto si è riattrezzata e ha fatto sì che abbiamo raggiunto questo obiettivo alla grande con un gran campionato veramente. Partirete da questo punto, a questo punto, con la giusta energia. Sì, assolutamente sì, non è facile il campionato di eccellenza, la differenza ci sarà, però penso che la società sia pronta ad attrezzarsi anche per fare bella figura in questo campionato. Ne siamo pienamente convinti. Un applauso per la nomination quale miglior difensore del campionato di promozione. Voglio parlare adesso del ruolo del centrocampista, anche questo è un ruolo importantissimo, diciamo che è un po' il ruolo che bilancia tutta la squadra. Gli allenatori quando hanno dei buoni centrocampisti hanno secondo me insomma, la possibilità di avere un quadro più chiaro di come vuole giocare la squadra e di come la squadra deve giocare. Allora subito le nomination abbiamo per quanto riguarda il centrocampista del campionato di promozione Pietro Basile del Mister Bianco, Rosario Ceraulo del Gangi e Stefano Trapolino del Castellammare. Salve, 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 mi passano subito la busta. L'importante è partecipare, abbiamo intuito che insomma starci dentro le nomination è già un grande successo perché i gironi sono tanti, ben 4 di promozione, quindi insomma essere selezionati è sicuramente una grande qualità. Grazie Federica, eccomi qui. Allora, miglior centrocampista per quanto riguarda la stagione 2017-2018, promozione Stefano Trapolino Castellammare. Complimenti, complimenti. Allora, Stefano, Castellammare che ha raggiunto questa benedetta eccellenza, importante eccellenza, soprattutto con una finale playoff quasi un po' inaspettata, perché insomma arrivare a fare la finale, giocarsi tutto in 90 minuti è sempre molto difficile. Assolutamente sì, hai detto bene, diciamo che non era prevista questa finale, però dopo un'annata del genere secondo me abbiamo meritato, ci stava dopo una stagione lunga. Sicuramente squadre come Partinico e Salemi erano più attrezzate, però noi abbiamo fatto il nostro e secondo me è meritato questa promozione in eccellenza. E in società adesso cosa fanno? Guardano in grande? Ma un campionato tranquillo, di eccellenza, noi tra l'altro ci divertiamo, quindi sta alla società decidere. Vedremo cosa succederà. Allora, ci siamo? Rosario Ceraulo, venite qui, venite un po' qui in centro. Rosario, se devo essere sincero, il Ganci quest'anno lo vedevo certo per passare il turno. Invece poi che cosa è successo? Anche voi nei playoff siete arrivati un po' cotti? Sì, diciamo che alla fine chi troppo vuole nulla stringe, quindi
avevamo una rosa abbastanza corta, il nostro obiettivo iniziale non era vincere né il campionato né la Coppa, però poi ci siamo trovati lì e abbiamo giocato fino alla fine. Il presidente è rimasto contento comunque della stagione. Sì, la società tutta Ganci è rimasta contentissima perché abbiamo fatto comunque qualcosa di straordinario. Volevo ricordare che noi magari a differenza di qualche altra squadra abbiamo un problema in più che è quello logistico. Ma guarda che ce l'hanno tutti questo problema, eh? Chi più chi meno, noi diciamo che abbiamo macinato tanti chilometri quest'anno, però siamo contentissimi. Bene, vediamo se la prossima stagione sarà la stagione giusta a questo punto, no? Voi ci tenterete. Allora, parliamo adesso con Pietro Basile, mister Bianco, quindi insomma vicino alla realtà catanese. Anche loro, insomma anche voi soprattutto avete fatto una stagione comunque bella, avete perso i playoff, però insomma fino all'ultimo avete tentato di agganciare un'altra promozione. Sì, loro l'anno scorso sono saliti appunto in promozione, noi siamo partiti dal basso ovviamente perché siamo andati oltre ogni aspettativa e purtroppo però non siamo riusciti a vincere poi la finale playoff, però comunque siamo contenti di quello che abbiamo fatto. La prossima stagione quindi punterete a questo punto ancora in alto? Sì, sicuramente, quello spetta ovviamente alla società, vedere come... Voi siete soltanto dei giocatori? Sì. Perfetto, grazie ragazzi della categoria promozione. Il ruolo del centrocampista. All'interno della nostra manifestazione, come tutti ben sanno, abbiamo anche dei premi speciali. Il primo premio speciale che presentiamo questa sera è dedicato ad un personaggio che noi, soprattutto qui a Catania, abbiamo amato e che ancora continuiamo ad amare. Il premio alla carriera sportiva quest'anno è un premio, secondo me, di grande qualità. E allora invito qui sul palco per ricevere il premio alla carriera sportiva Gigi Chiavaro. Ciao Gigi. Ma perché non potevo dire queste parole? Insomma, alla carriera, perché la tua carriera è stata una carriera bellissima. Ma sicuramente sì, come calciatore sì, come allenatore un pochettino meno. Vabbè, ma rimane comunque quello che è stato fatto. Sì, indubbiamente, d'altronde allenare 22 anni non è facile, però mi accontento di questo. Tra l'altro a premiarti sarà insomma il presidente dell'AEC di Catania, José Sorbello, che io invito qui sul palco perché insomma lui che rappresenta la categoria degli allenatori a Catania più di tanti altri potrebbe e darà sicuramente il giusto verso a questo premio che è corposo, perché la carriera quando lascia il segno è bella anche ricordarla e farla viva sempre. Grazie, ciao José. José, possiamo consegnare la targa a Gigi? Ecco, perfetto. Un applauso per Gigi Chiavaro. Ha detto che ha fatto una carriera da allenatore un po' così e così. Io non penso, perché qualche campionato l'ha pure vinto, ma la carriera comunque da calciatore è stellare, José. Possiamo gridarlo ad alta voce? Sicuramente. Molti dei presenti devono andare a cercare nell'almanacco, no? Tutte le vicende che hanno riguardato la vita calcistica di Gigi. Diciamo che chi ha superato gli Anta lo conosce, dai. Però quello che ha fatto è scritto lì. Io ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Non è vero, sono stato io la fortuna. Ero più piccolo. Allora in quel tempo ero io più grande, allora, però lui più piccolo, come dice lui, già insomma, faceva intravedere queste grandi qualità e quindi la possibilità di fare una gran carriera come quella che ha fatto. Insomma, però voglio dire, non è una parola di convenienza, ma voglio dire, quando si parla di Gigi Chiavaro si parla del grande giocatore, ma io parlo anche del grande bravo ragazzo, della persona per bene che è accanto a me e che fa dei valori umani e soprattutto condivido, civili e di rapporto, insomma il leitmotiv della sua vita. Io sei troppo buono. No. È vero. È la verità.
è una verità che viene vista tutti i giorni e viene apprezzata da tutte le persone che ti conoscono, tutte quelle che hanno a che fare con te. Quindi, hai visto, ho fatto bene a farti premiare da José, perché insomma lui ti ha dipinto in maniera perfetta. Abbiamo un premio anche per José. Un riconoscimento per questa quinta presenza alla quinta edizione, perché l'AIEC, come sanno ben tutti, è insomma in prima linea per la realizzazione di questo evento. AIEC che quest'anno, devo dire, ha dalla sua i numeri, che sono veramente tanti, aumento di iscritti, tante iniziative che hanno veramente coinvolto chi ama questo mestiere. Sì, stiamo dando conto allo statuto, cioè quello che prevede la nostra missione, cioè quella di stare accanto agli allenatori, di tutelarli, di aggiornarli e di formarli costantemente. Il 2017 è stato un anno importante, abbiamo organizzato 15 eventi e quindi noi rappresentiamo gli allenatori, ma siamo dentro la Federazione Gioco Calcio, Federazione Italiana Gioco Calcio, con la quale collaboriamo affinché questo sport diventi sempre un momento di attrazione per i giovani e possa servire anche per migliorare i rapporti fra le persone. Insomma, non deve essere soltanto visto come uno scontro. Assolutamente. Spesso è un incontro, si incontrano persone attraverso il calcio che probabilmente senza questo mezzo non si sarebbero mai conosciute o incontrate, e questo è il bello del calcio. Perfetto, grazie a José Sorbello, presidente dell'AIEC di Catania. Grazie José, complimenti ancora una volta a Gigi Chiavaro per il premio alla carriera sportiva all'interno dei Penalty Awards 2018. Ritorniamo a premiare gli atleti, lo facciamo con i migliori per quanto riguarda il ruolo dell'attaccante. Sono in nomination per quanto riguarda appunto il ruolo dell'attaccante nella categoria promozione ai Penalty Awards Tindaro Calabrese del Geraci, Paolo Genovese del Terme Vigliatore e Francesco Leone del Santa Croce, che ci raggiungono qui sul palco. Francesco, Tindaro e Paolo, accomodatevi un po' più centrali. Voi siete protagonisti sul campo, ma dovete essere protagonisti anche su un palco, quindi mi raccomando, personalità, ma quella non vi manca sicuramente. Federica mi porta la busta, eccola qui, grazie. Attenzione che questa è una busta pesante, perché il ruolo dell'attaccante è sempre un ruolo molto molto ambito da tutte le squadre. Com'è? La deve buttare dentro ed è sempre molto difficile, come si suol dire. Vediamo un pochettino. Allora, miglior attaccante, categoria promozione 2017-2018, Tindaro Calabrese, Geraci Calcio. Allora, tra poco arriveranno anche per voi le targhe ricordo. Tindaro, ma tu che c'entri con questo campionato? Insomma, il tuo curriculum parla chiaro, gol, tanti gol anche in categorie molto più importanti. Hai voluto un pochettino, non dico riciclarti, ricominciare da capo? No, diciamo innanzitutto grazie per questo premio. La società aveva deciso di allestire da subito una rosa con gente di categoria superiore per tentare di fare il salto di categoria subito. Fortunatamente ci siamo riusciti, anche con qualche difficoltà, per il gran campionato che ha fatto il Gangi ce la siamo giocata all'ultima giornata. Fortunatamente è andata bene. Un Geraci che quindi la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza e sarà un'altra storia, come tu ben sai. Invece voi, caro Francesco, Santa Croce, finale playoff intensa, anche il Santa Croce sotto questo punto di vista può ritenersi super contento, perché anche il Santa Croce ritorna in eccellenza dopo un paio di anni. Sì, ritorna in eccellenza dopo 8 anni. L'anno scorso non hanno fatto i playoff con 63 punti, sono tanti. Quest'anno hanno fatto i playoff con 62, se non sbaglio 61, e poi abbiamo vinto la finale playoff. L'anno prossimo facciamo l'eccellenza. Niente, contenti tutti, ecco. È come se siete contenti, anche perché insomma, Santa Croce è una ridente cittadina, un'isola felice, io lo dico sempre.
Io parlavo poc'anzi di lui, ma anche tu non scherzi in fatto di catervi di gol in categorie anche molto più impegnative. La soddisfazione comunque quest'anno l'hai raggiunta, perché comunque il Terme Vigliatore, pur non salendo, insomma, credo che abbia fatto una stagione molto forte, chiara, decisa. Peccato, insomma, per una mancata promozione. Eh sì, peccato dopo aver fatto tanto, dal primo agosto, allenamenti, sempre, tutti i giorni, non riuscire a fare il salto di categoria. I miei gol non sono bastati purtroppo a far salire il Terme e questo mi rammarica. Speriamo il prossimo anno per il Terme. Bene, e allora noi siamo convinti che anche la prossima stagione il Terme può rappresentare sicuramente un nuovo punto di partenza per una stagione ad altissimo livello. Grazie ragazzi, grazie a voi, complimenti, grazie. E dopo gli attaccanti è il momento adesso dei dirigenti del campionato di promozione, dirigenti che insomma si assumono, come tutti ben sanno, tante responsabilità, tanti sacrifici, perché insomma seguire una squadra tra le trasferte durante la settimana ci vuole veramente tanta passione, e soprattutto in queste categorie del settore dilettantistico, se non ci metti la passione non vai da nessuna parte. E devo dire che soprattutto in promozione il sacrificio, non so perché, è ancora più intenso rispetto agli altri campionati, proprio perché si vive a metà tra il quasi professionismo tutto alla siciliana e il dilettantismo, e devo dire che loro, stando a metà, fanno veramente un enorme e straordinario lavoro. Vado subito a comunicare i nomi che vanno in nomination per quanto riguarda il campionato di promozione. Abbiamo Domenico Saglimbeni della Ionica, Claudio Agnello del Santa Croce, ed infine doveva essere presente anche il presidente del Partinica Audace, la signora Antonella Radicelli, che purtroppo non è presente per un semplice fatto che lei, essendo una donna che lavora nel campo del sociale, ha avuto un imprevisto proprio nella mattinata, è dispiaciutissima per non essere presente questa sera qui a San Gregorio di Catania. Rimane la nomination comunque. Invito quindi a questo punto gli altri due concorrenti in nomination, Claudio Agnello e Domenico Saglimbeni. Ciao Claudio, presidente. Allora, si sono stretti la mano un vincitore di playoff e un vincitore diretto di campionato. E beh, c'era anche la signora Antonella, eventualmente lei, insomma, il campionato l'aveva pure vinto. Per premiare il dirigente del campionato di promozione, io invito qui sul palco un amico della nostra trasmissione Penalty, colui che insomma ci segue da sempre ed è veramente un uomo sempre molto vicino al mondo del calcio dilettantistico. Invito qui Turi Di Stefano. Ho detto che sei un amico di Penalty, mica ho detto una bugia. Non ho detto una bugia. Eccoli qua, eccoli qui. Ciao Turi. Ciao. Allora, attenzione, perché diamo a Turi la busta per quanto riguarda il miglior dirigente, sarà lui a comunicarcelo. Vediamo un po' chi vince quest'anno la quinta edizione dei Penalty Awards. Il nome del vincitore. A voce alta. A voce alta, beh certo, lo devono sapere tutti. Domenico Saglimbeni. Il presidente della Ionica, perfetto. La busta la tengo io. Consegniamo al presidente della Ionica la targa, e io nel frattempo una battuta con il presidente la devo fare sicuramente. Ho sentito una sua intervista dopo la grande vittoria finale, molta amarezza, perché pensare che poi a Santa Teresa di Riva si va a fare un campionato di eccellenza senza neanche un campo, insomma, è sicuramente o una follia da parte vostra, perché continuare in queste condizioni è una pazzia propria, oppure è proprio perché c'è tanta passione e quindi si piange a metà. Effettivamente sì, diciamo, è stata una promozione che è arrivata un anno, diciamo, di anticipo, perché dovrebbero farla la struttura, però diciamo, è arrivata, diciamo, ce la prendiamo, e anche dopo, diciamo, la delusione dell'anno scorso, che avevamo perso la finale con il Città. Avete recuperato quest'anno? Esatto.
Benissimo, siamo contenti e siamo sicuri che la prossima stagione voi sarete dei protagonisti. Claudio, l'ho detto poc'anzi, il Santa Croce è un po' inaspettatamente vittorioso, ma meritatamente nei playoff. Adesso tutti vi guardano, non in cagnesco, però insomma vi aspettano, nel senso la prossima stagione sarà una stagione troppo importante, non potete assolutamente sbagliare. Impegnativa, sarà una stagione impegnativa e speriamo di non ripetere l'ultima esperienza in Pro in Eccellenza 8 anni fa, che ci ha visto poi retrocedere quasi subito, e quindi speriamo di approcciare bene il nuovo campionato e cercare di mantenere la categoria, che per Santa Croce, cittadina molto piccola, è un evento eccezionale. Sicuramente anche quindi per la prossima stagione ci saranno delle grandi soddisfazioni. Consegniamo una targa al nostro carissimo Turi Di Stefano. La battuta la facciamo anche con Turi, che anche quest'anno insomma è presente ai Penalty Awards, che sono veramente ormai diventati un punto di riferimento del calcio dilettantistico. Non voglio fare nessuna sviolinata, ma alla fine insomma sono i fatti che parlano. Pensa un po', le nomination sulla pagina Facebook hanno superato le 11.000 visualizzazioni, quindi sono dei numeri che un po' ci spiazzano anche. Direi che il primo premio me l'hai dato a me nel 2014 a Deci Trez e il quinto gliel'hai dato al grandissimo amico mio che mi ha fatto emozionare, Gigi, ma che l'ha visto giocare, io l'ho visto giocare, quindi un complimento va a tutti i partecipanti e mi auguro che fanno un'ottima carriera. E i presidenti, mettetela tutte che c'è molta crisi purtroppo nel calcio dilettantistico. Speriamo allora che tutto questo possa cambiare presto. Appunto, e in bocca al lupo per la tua trasmissione. Grazie a Turi Di Stefano. Allora, abbiamo quindi a questo punto quasi concluso, volendo, il gruppo del campionato di promozione. Rimane il ruolo forse più ambito in un premio regionale, quello dell'allenatore. Allora adesso do subito i nomi dei 3 che sono in nomination per quanto riguarda il ruolo come miglior allenatore del campionato di promozione, e li invito qui chiaramente sul palco. Sono Giuseppe Mione del Castellammare, Mimmo Moschella della Ionica e Salvatore Utro Marina di Ragusa. Ciao Salvo, mister, ciao Mimmo. Allora, devo dire che tutte e 3 vincenti, chi nei playoff, chi addirittura abbondantemente un paio di settimane prima, insomma per voi è stata comunque una stagione quasi da incorniciare. La nomination potrebbe secondo me rappresentare a questo punto proprio la ciliegina. E Federica, mi dai questa busta pesante? È una busta molto pesante, perché quella dell'allenatore è stata sempre la busta più pesante, perché scegliere gli allenatori, soprattutto un'associazione che è di categoria, è sempre molto difficile. Vediamo un po' che cosa mi hanno portato. Allora, vince il titolo, chiamiamolo così, però già stare in nomination va bene pure, come migliore allenatore per la stagione 2017-2018 nella categoria promozione, Salvatore Utro Marina di Ragusa. Consegniamo la targa. Tra poco arriverà anche per voi, e la battuta con Salvatore è subito, immediata, diretta. Meglio di così non poteva andare. Coppa e soprattutto anche il campionato. Adesso è arrivata la ciliegina del premio Penalty Awards, doppia, tripla in questo caso, felicità. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito, ringrazio tutta l'organizzazione. Essere già nelle nomination con 64 squadre, con 64 colleghi, già era un motivo di orgoglio, una stagione incredibile da conservare e che debba essere di buon auspicio. Naturalmente io condivido questo premio con i miei atleti, che sono stati loro gli attori principali di queste vittorie nel campo, perché senza gli atleti è dura, la loro disponibilità e la loro intelligenza. E poi divido questo premio con tutte le persone che mi sono state accanto e con la società che mi ha permesso
di svolgere il mio lavoro senza troppi problemi e con grande professionalità. E quando questo succede i risultati arrivano, giustamente, perché la società è importante nel gestire l'allenatore e il gruppo. Giuseppe, devo dire che anche voi, insomma, Castellammare come società, inaspettatamente, tra l'altro con una rivalità interna, perché c'è un'altra città di Castellammare nel vostro girone, avete fatto quadrato, siete arrivati in finale, avete vinto. È ancora più bello secondo me vincere poi con un percorso più lungo, o sbaglio? No, è molto più bello, anche perché è veramente inaspettato. Noi avevamo nel girone due squadroni come Partinico e Salemi che hanno veramente una rosa veramente di categoria superiore, e il nostro progetto non era di salire di categoria. Noi lavoriamo molto sui giovani. È da 4 anni che stiamo lavorando così, abbiamo vinto un titolo juniores regionale 3 anni fa e tutti questi ragazzi adesso sono titolari in prima squadra, e quindi questo ci rende veramente pieni di orgoglio per quello che abbiamo fatto. Come ti dicevo, non era per niente preventivato, però cammin facendo la squadra ha trovato una bella struttura. Noi abbiamo, Sasà in questo mi ha anticipato, un'ottima società che ci fa lavorare bene, dai magazzinieri che ci fanno stare bene, ai dirigenti con cui voglio condividere questa nomination, Peppe Norfo, Nino Mancuso, e devo dire un gruppo in cui veramente si sta bene, e i risultati sono frutto di quello che abbiamo fatto veramente. Complimenti anche alla Ionica, insomma, terza nomination, avete fatto quasi l'unplane, stare dentro le nomination è sempre una grande soddisfazione. Anche voi della Ionica, probabilmente ancora amareggiati dalla scorsa stagione, avevate quella grinta che poi è stata quella che ha fatto la differenza in una stagione che comunque è sempre lunga. Sì, abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo coronato un percorso di 2 anni con questa grande promozione, abbiamo fatto 50 risultati utili consecutivi in 2 anni. Abbiamo perso 2 partite, quindi dalla prima dell'anno scorso e la settima del girone di ritorno di quest'anno. Abbiamo un'imbattibilità casalinga che dura da 2 anni, quindi dico grosso merito alla società, al gruppo. Mi vanto e vanto la società di aver allenato dei ragazzi che abbiamo cresciuto anche nel settore giovanile, quindi abbiamo parecchi giovani, 2000, 2001 e 99, e quindi siamo fieri di aver fatto questo e continueremo a divertirci sicuramente. La parola divertimento deve sicuramente mai mancare in una squadra, soprattutto nel settore dilettantistico. Grazie, complimenti ragazzi e buona stagione prossima che tra poco inizierà. Abbiamo dunque chiuso la parentesi del campionato di promozione, adesso resettiamo un po' e ci carichiamo con un pezzo musicale di un artista catanese, anche lui un po' in un certo senso ospite fisso all'interno della nostra manifestazione, perché lui ha l'energia giusta da trasmettere anche agli atleti che ormai giunti a fine stagione sono sicuramente un po' più stanchi, però con questa canzone, con questo personaggio che adesso insomma salirà qui sul palco dei Penalty Awards, probabilmente ritornerà la voglia di riessere di nuovo determinati anche nei prossimi allenamenti che partiranno sicuramente nel mese di agosto. Con noi questa sera qui ai Penalty Awards ritorna Massimo Da. Parlami, la notte sta aspettandomi e il buio mi darà di più di questa pioggia acida. Seguimi, tu sai che non ti mentirò, il buio ci unirà di più del rosso di un semaforo. Se lo vuoi, porta pure me, come un tuo regalo da rendermi possibile. Ma vorrei cambiare tutto questo adesso, ma non è possibile adesso, ma vorrei cambiare tutto questo adesso mi darò per te, dove tutto è luce che il buio non può spegnere, perché non è possibile. Tenebre non lasceranno tracce in me, perché la forza che mi dai mi renderà
la notte sta aspettandomi e so che è un po' difficile vederti solo un attimo. Giurami che quello che farai per me adesso e sempre resterà segreto inconfessabile. Io lo so che quello che ti do è ancora troppo poco per renderti visibile, ma vorrei cambiare tutto questo adesso, ma non è possibile adesso, ma vorrei cambiare tutto questo adesso, mi darò per te dove tutto è luce che il buio non può spegnere, perché non è possibile. Tenebre non lasceranno tracce in noi, perché la forza che mi dai mi renderà intoccabile. Massimo Da. Ciao Ettore, ciao a tutti. Allora, questo è il CD di Massimo Da che si intitola Piume Piume Bianche. Bianche. Perfetto, complimenti, ti auguriamo una buona estate. Grazie, credo che lo sport e la musica siano gli unici valori rimasti di unione, di fratellanza, quello che vogliamo. Ciao a Grazie, tutti. giusto, grazie Massimo. E adesso parliamo di prima categoria. Quando parliamo di prima categoria parliamo chiaramente veramente di tantissimi dirigenti, di tantissimi giocatori. Pensate, 7 gironi e sono veramente tanti, e quindi potete immaginare quanti uomini che girano all'interno di questo mondo dilettantistico, soprattutto della prima categoria. E subito diamo lettura delle nomination quale miglior dirigente del campionato di prima categoria. Allora, sono in nomination Sergio Anfuso della San Leone Catania, Giuseppe Lupo dell'Albatros Fair Play ed infine Giuseppe Rosignolo dell'Acque Dolci, che purtroppo però è assente perché un lutto ha colpito la loro comunità e quindi purtroppo è assente, e la cosa ci dispiace, lo abbracciamo fortemente. Nel frattempo ci hanno raggiunto Sergio Anfuso e il presidente dell'Albatros, il presidente onorario dell'Albatros Fair Play al centro. Allora, siamo pronti adesso, la busta sta per arrivare ed invito qui sul palco per insomma comunicare il nome del vincitore, un amico di penalty, Salvo Pappalardo. Salvo Pappalardo. Giornalista sportivo, firma importante del quotidiano La Sicilia, adesso anche collaboratore della trasmissione Penalty Play, quindi siamo doppiamente contenti. Ciao caro Salvo, ti diamo subito la busta perché aprirai tu la busta e ci comunicherai il nome, insomma, del vincitore quale miglior dirigente del campionato di prima categoria. Una grande categoria. Il miglior dirigente è Giuseppe Lupo. Albatros Fair Play. Consegniamo la targa al Salvo Pappalardo, sarà lui stesso a consegnarla al presidente onorario dell'Albatros Fair Play. Eccolo qui, perfetto. Battuta veloce anche con insomma, il presidente Lupo, che già un paio di anni fa, se non sbaglio, con il Prizzi aveva raggiunto questo obiettivo di vittoria di un campionato. Poi insomma a Prizzi è successo qualcosa, tutto si è rotto, è ritornato in pista adesso con un'altra società di Lercara e subito Coppa e addirittura campionato. Meglio di così non poteva essere il suo ritorno. Sì, diciamo che ho portato molta fortuna all'Lercara. Ho portato giustamente i giocatori che mi sono rimasti legati con me a Prizzi, che purtroppo per numero ormai ridottissimo di giocatori e di dirigenti non ho potuto più portare avanti. Questo mix, diciamo, di giocatori locali prizzesi, l'arcarese e anche giustamente tutti quelli che ho preso di Palermo ha creato questo diciamo, connubio ideale con i ragazzi di Lercara, e un ringraziamento particolare lo voglio fare all'altro presidente, al presidente Catalano, che ovviamente il premio è anche loro e di tutti i dirigenti del Lercara che mi hanno dato questa possibilità di rimettermi, diciamo, tra virgolette, in gioco, ed è stato
ed è stato un bel gioco quest'anno, grazie. Adesso però non vorrei che insomma, pensassi un po' anche al tris, no? Perché insomma dopo 2 campionati vinti, tu di campionati ne hai vinti tanti in prima categoria, anche quest'anno insomma la soddisfazione con la San Leone di Catania che va per la prima volta nella sua storia a disputare il campionato di promozione. Rimane il fatto che questo è sempre comunque un campionato molto difficile, partecipare sulla carta potrebbe essere facile, però poi dopo i campionati si vincono quando si vincono le partite. Allora, permesso che secondo me vincere non è mai facile, dalla terza categoria la Serie A, quindi, però diciamo quest'anno è stata abbastanza complicata per tutta una serie di contingenze che sono nate, legate a tutta una serie di infortuni e imprevisti che grazie a Dio siamo riusciti a risolvere, però è stata una bella stagione grazie alla società che ha creduto nel mio lavoro, nel lavoro del mister, nel lavoro dei ragazzi, che hanno comunque messo tutti gli sforzi possibili e immaginabili per poter raggiungere poi un obiettivo voluto, tutto sommato. Molto, molto voluto, complimenti ancora. Vogliamo consegnare anche la targa ricordo al nostro Salvo Pappalardo, in modo che così insomma anche lui immortalerà questo momento in questa quinta edizione dei Penalty Awards. Battuta, sì. Battuta la devo dire per forza, e questo signore non si ricorda di me perché 30 anni fa abbiamo battuto noi Matteo Acosta, la San Leone, e là c'è un testimone che è Gigi Chiavaro, che a soli 14 anni giocava in terza categoria ed era già mezzo killer, grande campione. Beh, la San Leone, Campo Duca d'Aosta, è sempre e sarà sempre una grande società e un grande quartiere. Allora lui come al solito promoziona la sua enciclopedia che uscirà a breve, si era pensata ad un'enciclopedia di 600 pagine, poi si è reso conto che 600 pagine erano tante, verrà divisa in 3 capitoli, perché lui è veramente la storia vivente del calcio a Catania. Grazie Salvo, grazie. Presidente, in bocca al lupo, complimenti anche a Sergio in gamba. E dopo il gruppo dirigenziale, il gruppo degli allenatori. 3 allenatori in gara per quanto riguarda la prima categoria, sempre 3 nomi importanti, hanno ottenuto veramente un grande successo in questa stagione 2017-2018. Invito qui sul palco Giovanni Lamela dello Sporting Taormina, Salvatore Maniscalco, Oratorio San Ciro e San Giorgio, e Gianluca Trombino del Caramineo. Salvatore, Giovanni, e adesso sta arrivando, eccolo qui, l'allenatore del Caramineo, ovvero Gianluca Trombino. Ciao Gianluca, ciao Gianluca. Allora, vediamo un pochettino, perché la busta, quella pesante, la danno sempre a me, non capisco perché, però va bene, grazie Federica, molto gentile. Aprirò io la busta quale miglior allenatore del campionato di prima categoria, però devo farvi i complimenti perché tutti hanno una storia in questa stagione. Tra poco in maniera breve la racconteremo, perché il campionato di prima categoria è sempre molto molto impegnativo. Eccolo qui, risultato finale: vince come miglior allenatore della stagione 2017-2018 il campionato di prima categoria, i Penalty Awards, l'allenatore del Caramineo Gianluca Trombino. Consegniamo la targa. Nel frattempo che arriva la targa anche ai 2 partecipanti alle nomination, battuta con questo allenatore che, pensate un po', allena una squadra di stranieri, tra virgolette, perché il Caramineo sanno tutti di cosa si occupa. Tu, attraverso grandi sacrifici, hai portato avanti questo progetto, hai vinto ancora anche un altro campionato, ma che effetto fa lavorare con extracomunitari? Diciamo che è particolare perché ovviamente vengono da culture diverse, è difficile insomma riuscire a collocare culture diverse, religioni diverse ad un contesto sportivo e ovviamente a portare dei risultati sportivi. E quindi sicuramente partirai di nuovo nella speranza che avrai gli stessi giocatori di questa stagione, perché poi spesso e volentieri succede che dopo aver lavorato tanto con questi ragazzi qualcuno va via. Questa è una speranza, sì, perché ovviamente ogni anno ci ritroviamo a mantenere soltanto il 20-30% della squadra
e diciamo è una difficoltà sempre maggiore perché ovviamente ti vai ad approcciare a campionati di categoria superiore, ovviamente dopo che diciamo, fai un lavoro tecnico-tattico importante, reiniziare tutto da capo è molto difficile, però ovviamente è sempre una nuova sfida e siamo lì. Permettetemi, Ettore, di ringraziare tutto lo staff dirigenziale che mi ha permesso di essere qui, i giocatori che l'anno scorso hanno fatto un gran campionato, un'ottima promozione e poi ovviamente lo staff tecnico con il mio collega Manzella, il prof Barbarino, Franco Clemenza e ovviamente i giocatori, un gruppo fantastico, una grande famiglia. Una grande soddisfazione, così come è anche una grande soddisfazione, insomma, la favola dell'oratorio San Ciro e San Giorgio, che poi sarebbe a tutti gli effetti Marineo, un piccolissimo centro vicino Palermo, e io sono sicuro che insomma qualcosa vi ha accompagnato, qualcosa che probabilmente neanche voi sapevate cosa era. Vabbè, diciamo che abbiamo scritto tutti la storia, dalla dirigenza ai giocatori, io che sono subentrato dopo 5 partite, diciamo, abbiamo creato un gruppo fantastico, pian piano ci siamo ritrovati in questa realtà, vincendo anche la finale di playoff. Diciamo una cosa fantastica che non dimenticherò facilmente. Soprattutto non dimenticheranno tutti insomma, gli abitanti di Marineo, che sono pochissimi ma molto, molto sportivi. Una cosa fantastica, i paesani anche felicissimi, tutti completamente. Bene, e invece Giovanni è ritornato, grazie anche allo Sporting Taormina, ad assaporare anche un calcio che conta, perché insomma Taormina merita ampiamente categorie molto più impegnative. Hai fatto un campionato bellissimo, una finale di Coppa, ma soprattutto un campionato vinto anche in questo caso abbondantemente prima della fine. Sì, Taormina ovviamente ha un passato un po' più glorioso e merita altri palcoscenici, quindi è una piazza importante, è un presidente importante, organizzazione non da prima categoria, infatti l'ha dimostrato il fatto che siamo arrivati in finale di Coppa e abbiamo vinto un campionato in maniera larga. Merita altri palcoscenici ed è stato importante per me misurarmi in questa piazza. E ci sei riuscito sicuramente, perché comunque alla fine i risultati parlano dalla vostra. Grazie, complimenti ragazzi, complimenti a tutti, buon lavoro anche per la prossima stagione. Altro premio importante e speciale all'interno della nostra manifestazione, dopo quello dedicato alla carriera sportiva, quest'anno assegnato a Gigi Chiavaro, abbiamo il premio Un uomo per lo sport. Attenzione, perché questo è un premio molto molto intelligente per colui che attraverso il suo impegno riesce veramente a trasmettere la voglia di sport nella società dove chiaramente è tesserato ed è attorniato in questo caso, devo dire, da uno staff meraviglioso, ma da tanti giovani. E allora noi adesso consegniamo il premio Un uomo per lo sport a Pietro Dell'Orzo. Ciao Pietro. Allora Pietro, tra poco insomma ti consegniamo questo premio, perché è un premio che dimostra che quando si lavora con i giovani si ha la possibilità veramente di ricevere tante soddisfazioni. Calcio Sicilia ha dimostrato veramente sul campo con la vostra tenacia che lavorando seriamente con i ragazzi i risultati arrivano a prescindere. Sì, quest'anno dopo la vittoria dell'anno scorso dello scudetto ci siamo ripetuti intanto a livello regionale facendo una storica doppietta con allievi giovanissimi e vincendo il titolo regionale che a quanto mi hanno detto non era stata mai fatta questa cosa a livello del calcio giovanile in Sicilia. Adesso cercheremo di tenere alta la bandiera della Sicilia nelle fasi nazionali. Sicuramente lavorare con i giovani è un ruolo di grande responsabilità perché si cerca di formarli non solo dal punto di vista calcistico ma anche cercando di dargli dei valori che purtroppo nelle nuove generazioni nello sport vengono un po' a mancare. Ormai si pensa che si va avanti con la raccomandazione o col procuratore, invece dobbiamo fare capire ai giovani
soprattutto noi addetti ai lavori che dobbiamo dare l'esempio che non è così. Avete capito perché ha vinto il premio Un uomo per lo sport? Facciamo un applauso, perché quando un dirigente ha un obiettivo preciso, che è la moralità anche del gruppo, sicuramente lancia dei messaggi fortissimi. A premiare il nostro Uomo per lo Sport 2018, Pietro Dell'Orzo, sarà Teresa Chiara della FIGC di Catania, delegata della FIGC di Catania. Lei è legatissima al mondo del calcio giovanile, questo sicuramente già lo saprai. Salve, salve. Allora, consegniamo a Teresa Chiara la targa che a sua volta porgerà a Pietro Dell'Orzo, vincitore del premio Un uomo per lo sport, ed è sicuramente la persona giusta, Teresa, perché ti abbiamo visto veramente tantissimo in mezzo ai giovani quest'anno, con grandi soddisfazioni. Avere accanto un rappresentante di una società che veramente lavora con i giovani, meglio di così. Allora, quest'anno una stagione di tantissime soddisfazioni a livello giovanile, ma anche con la terza categoria e con la Serie D di calcio a 5. E sono onorata di premiarlo, perché per me è un lavoro fatto in maniera prolungata nel tempo e programmata. Io dico sempre alle società, quelle anche di prima categoria, di seconda, ma anche di terza categoria, di investire sui giovani, di lavorare alla base. È quello che darà il futuro al calcio e lo migliorerà. Quindi per questo noi investiamo tanto nell'attività giovanile. Voi sapete bene quanta attività si fa nella provincia catanese, tra tante, oltre alle finali che abbiamo avuto adesso, degli allievi giovanissimi, abbiamo anche, quelle provinciali, abbiamo anche il torneo Fair Play, ideato l'anno scorso proprio per mandare avanti il messaggio della disciplina, tant'è che partecipano le squadre che sono più in alto con la classifica disciplina, e questi valori positivi che sono il rispetto delle regole, il rispetto degli altri, tutti quei valori che il calcio e tutti gli sport trasmettono e i nostri istruttori trasmettono ai nostri ragazzi, quindi bello. Bel messaggio. Bene, grazie ancora, ci vediamo dopo, a presto. La inviterò dopo per un'altra importante premiazione. Allora, per quanto riguarda la prima categoria, a questo punto dobbiamo premiare il miglior giocatore dei 7 gironi, e devo dire che anche in questo caso, l'imbarazzo della scelta è stato considerevole. Invito qui sul palco i 3 che sono in nomination: Thomas Dambra del Borgo Nuovo, Marco Saccullo, Ciclope Bronte, e Antonino Torre della Virtus Milazzo. Ciao Marco. Thomas. Antonino. Venite qui. Protagonisti in prima categoria, ma sappiamo i vostri curriculum, quindi ci stiamo zitti, però la prima categoria è sempre comunque un bel banco di prova, perché poi bisogna vincere, bisogna segnare tanti gol, e quando si segnano tanti gol sicuramente si raggiunge l'obiettivo e la felicità soprattutto dei presidenti in questo senso. Allora, siamo pronti per premiare la prima categoria ed invito qui un giocatore, si chiama Vincenzo Firingeli. Ciao Vincenzo, quest'anno ho voluto dare questa possibilità a un giocatore del Vallelunga che ha giocato il campionato di promozione di premiarvi. Sarà lui a comunicarci il nome di colui che vince come miglior giocatore del campionato di prima categoria. Allora, buonasera. Miglior giocatore Thomas Dambra, Borgo Nuovo. Diamola direttamente a Vincenzo, che la consegna a Thomas. Complimenti. Rimani qui al centro, perché nel frattempo che ricevono anche le altre targhe io una battuta con Thomas la devo fare, perché Borgo Nuovo non è neanche un paese, è un quartiere di Palermo, un grande quartiere di Palermo, pertanto se un quartiere raggiunge il campionato di promozione c'è un motivo, evidentemente voglia di unire, voglia di giocare insieme, un gruppo di amici che probabilmente ogni domenica lottano per un obiettivo, tutti i requisiti giusti per vincere un campionato. Una grande famiglia soprattutto, e poi è un minimo quello di vincere il campionato con 80.000 abitanti, perché Borgonovo fa 80.000 abitanti, quindi
meritava, è il minimo che poteva meritare. E quindi sei doppiamente contento, insomma, che porti a casa il premio numero 1. Giustamente, sì. Bravo a Thomas D'Ambra. Allora, avviciniamoci perché adesso voglio parlare con Marco Saccullo del Ciclope Bronte, vincitore del campionato, girone F, ma a prescindere dal girone, un campionato sempre altissimo, al vertice, mai una volta, mai una settimana, insomma, che fosse venuto il dubbio. Fortunatamente dalla prima giornata fino alla 26esima siamo stati in testa e questo è una sensazione importante. Ringraziamento intanto a te per l'invito e poi un ringraziamento particolare alla società perché con enormi sforzi economici è riuscita dopo 2 anni di sacrifici a raggiungere l'obiettivo che è la promozione e il salto di categoria. Tra l'altro una squadra che è principalmente costruita da brontesi, con brontesi, mentre invece Milazzo, cioè diciamolo pure, Milazzo ci avevamo un po' pensato qualche anno fa che poteva, insomma, aspirare a campionati importanti, poi la caduta, adesso subito la risalita, addirittura con 2 squadre, voi la prima che siete arrivati al primo posto e poi c'è anche l'Academy. Grande soddisfazione, quindi a Milazzo a questo punto hanno richiuso il cerchio per categorie molto più importanti. Antonino? Sì, diciamo che Milazzo merita palcoscenici importanti. E tu che fai? Rimani a Milazzo? Continui ancora il percorso iniziato quest'anno? Io da milazzese il mio desiderio è di rimanere, però vedremo cosa riserva il futuro. Beh, il calciomercato è già esploso. Grazie. Rimanete un attimo qui perché dobbiamo consegnare a Vincenzo Firingeli la targa ricordo della presenza. La battuta la voglio fare anche con lui perché insomma Caltanissetta, tutta quella zona lì, insomma, piange perché non ha una grande squadra di punta, però voi nel vostro piccolo con il Vallelunga avete cercato di agganciare i playoff, non ci siete riusciti, ma l'idea di una squadra di prima categoria che mette prima davanti a tutti i valori, quelli credo che insomma ci siete riusciti ad averli. Ciao Ettore, buonasera, grazie per l'invito innanzitutto. Grazie a te. Sì, quest'anno è stato un bel campionato comunque sia, peccato non aver centrato i playoff, però dai, ci siamo divertiti, un bel paesino, una nuova matricola, speriamo di fare bene in futuro. Da questo punto si parte allora. Sì, ci mancherebbe altro. Perfetto, grazie a Vincenzo, grazie anche ai ragazzi che sono stati in nomination, grazie. Allora, io invito qui il nostro tecnico Roberto Di Marco a sistemare lo sgabello e il microfono perché arriverà una cantautrice particolare. Lei si chiama Rossella Aliano, ha pubblicato qualche mese fa una canzone che io ho avuto modo di sentire in rete, è cliccatissimo tra l'altro il pezzo, e che mette molta emozione, tra l'altro è dedicata anche ad una persona cara, non sarò a dirlo io, poi ce lo dirà direttamente lei, quindi invito qui sul palco a cantare la sua bella canzone intitolata Dicembre, la cantautrice Rossella Aliano. Di spigolatori
Che bella ballata, Rossella. Grazie. Io non ho voluto dire a chi hai dedicato questa canzone, a me è piaciuta tantissimo la canzone. La canzone, insomma, è diretta ad una persona molto importante. Ma diciamo più che diretta a qualcuno, parla un po' delle stagioni del cuore, sì, poi indubbiamente c'è mio padre dentro, è abbastanza chiaro. E lì arriva al cuore Sì, sicuramente. sì, sono- Complimenti, complimenti, Grazie. è uscita da pochissimo la canzone intitolata A dicembre, Grazie a Rossella tutti. Aviano, grazie. Ciao. Tra poco presentiamo insomma di nuovo tutti gli atleti che gareggiano per quanto riguarda le nomination, in questo caso del campionato di eccellenza. Però prima dobbiamo assegnare un altro premio speciale. E devo dire che è uno dei premi più ambiti perché insomma guardando lo storico di questo evento abbiamo avuto modo di segnalare e premiare alcuni tra i giornalisti più importanti d'Italia. E questo premio si chiama proprio Premio Stampa e quest'anno viene assegnato ad un palermitano, ad un collega di Gold 78. Sono doppiamente contento che ciò avviene proprio perché insomma la produzione Play Village e Biz 095 ormai ha instaurato questo rapporto diretto con Gold 78, quindi sul palco dei Penalty Awards ci lusinga la presenza di un altro collega palermitano. Il Premio Stampa 2018 va a Simone Alibani. Ciao Simone. Poi è chiaro che quando parlo di Simone parlo anche di tutta la tua trasmissione, di tutta la redazione che segue da anni il Palermo, siete la voce del Palermo, la vostra trasmissione è seguitissima e devo dire che è seguita anche a Catania perché chi ama lo sport insomma abbatte le bandiere e guarda soltanto il marchio Sicilia. Ciao Ettore, benvenuti a questa bellissima manifestazione, grazie per l'invito. Ovviamente dico in due parole che sono lusingato di questo premio che voglio condividere, come ricordavi tu, con tutta la redazione di Gold 78, in particolare di Diretta Stadio, quindi con i nostri editori Paolo e Gabriele Raffa, i nostri super tecnici, perché noi ci mettiamo il faccione, ma dietro le quinte c'è un grande lavoro, quindi ringrazio Roberto Lombardo, Salvo Tabita e Nick Giuliano e ovviamente gli altri colleghi che fanno parte di questa famiglia. Dico famiglia perché solitamente no, in questo ambiente ci sono le antipatie, le simpatie, eccetera. Noi siamo riusciti oramai da quasi 9 anni a fare gruppo. Questo è una cosa veramente che mi riempie di orgoglio perché oramai ci vediamo anche fuori dal contesto delle trasmissioni e grazie veramente per avermi invitato, aver pensato al mio nome, a te e a tutta la commissione. Grazie, grazie. E a premiarti è un amico di Penalty, un amico che insomma segue la nostra manifestazione ormai da sempre, addirittura il primo anno è stato lui il vincitore come Premio Stampa ed invito qui sul palco Franco Anastasi. Consegniamo a Franco Anastasi la targa che a sua volta la cederà a Simone che è ufficialmente il vincitore del Premio Stampa 2018, Simone Alibani. È una grande soddisfazione pensare di insomma, passare il testimone anche ai ragazzi che seguono un'altra Sicilia, quella palermitana, e tu che sei un giornalista catanese non fa nessuna polemica, lo so, però insomma un po' ti spiazza, o sbaglio? No, non mi spiazza per nulla, anzi sono contento perché premiare un giovane per uno anziano come me è sempre motivo di prestigio. Bene, allora siamo contenti, ringraziamo Simone, un saluto, certo, vieni qui. Una cosa rapida, era uno spettacolo commentare una Serie A con Palermo, Catania e Messina, io da sportivo, indipendentemente da quelle che possono essere, perché siamo esseri umani, dobbiamo deontologicamente cercare di essere oggettivi nell'analizzare le performance. Io ricordo un grandissimo gol, pur seguendo quotidianamente il Palermo, di Mascara nel derby con il Palermo, ricordo le prodezze di Corini, ricordo le rovesciate di Zampagna, tutti vanno a celebrare la rovesciata di Cristiano Ronaldo che ovviamente arriva in una semifinale di Champions League, però Zampagna secondo me anche in Serie A le faceva meglio alcune, no scherzi, ricordo Riganò nel Messina,
voglio dire, è uno spettacolo e speriamo che lo sport in Sicilia possa tornare ad altri livelli. Un'ultima cosa, mi ha accompagnato la mia ragazza e la volevo ringraziare perché poverina ogni settimana deve sorbire insomma tante partite che devo vedere per lavoro, e un ringraziamento anche alla mia famiglia. Grazie ancora. Grazie. Consegniamo anche a Franco Anastasi il riconoscimento e il ricordo di questa sua partecipazione alla 5ª edizione dei Penalty Awards. Battuta finale? Che devo dire? Sono sempre qui, io ti ringrazio per l'invito, sono sempre disponibile e quindi niente, ancora in bocca al lupo alla tua trasmissione per tanti anni ancora. Grazie a Franco Anastasi, grazie anche a Simone Alibani. Subito i premi adesso, i premi legati al mondo dell'eccellenza, la categoria insomma di punta del calcio dilettantistico in Sicilia, senza nulla togliere chiaramente alla Serie D, però è anche vero che la Serie D non è regionale, è interregionale, pertanto insomma sono meno le squadre, mentre invece l'eccellenza, come sanno ben tutti, è solo ed unicamente siciliana in questo caso, con 2 gironi che quest'anno si sono dati veramente battaglia. Subito le nomination per quanto riguarda il miglior portiere della categoria eccellenza. Sono in nomination e li invitiamo qui sul palco Mohamed Dramed del Canicattì Calcio, Giovanni Maltese del Marsala e Vincenzo Scurria della città di Sant'Agata. Ben trovato. Mamma mia quanto sei alto, Mohamed. Venite qui. Ciao Giovanni. Allora, è una una situazione, un parterre impegnativo. Insomma, 3 portieroni. È come se sono dei portieroni perché hanno vinto molto e soprattutto hanno difeso alla grande la loro porta, che poi alla fine è il loro obiettivo principale, far fare meno gol per far contenti soprattutto gli allenatori e i presidenti. Allora, per quanto riguarda questa premiazione mi consegni la busta? Grazie, vediamo un po', anche questa è sempre una busta pesante. Dunque, miglior portiere del campionato di eccellenza 2018 Giovanni Maltese, Marsala Calcio. Consegniamo a Giovanni, che ha già vinto qualche cosa, se ricordo bene, perché insomma la tua esperienza è tanta e non è la prima volta che raggiungi il successo ai Penalty Awards. L'ho vinto nel 2015 grazie a un campionato strepitoso, con me anche Davide Testa in quell'anno. Sinceramente ringrazio la dirigenza e il presidente che è qua con noi per un anno fantastico passato da 1 a 10, 100. Adesso però mi raccomando, Marsala stabile, quantomeno in crescita e non in discesa, perché insomma ultimamente il Marsala ci ha un po' illusi in alcune stagioni. Ma quello che posso dirti per il bene della città e delle persone che stanno onorando al massimo il loro impegno è di gettare le basi per un futuro secondo me molto ambizioso, sia per categorie superiori ovviamente. Speriamo bene. Invece qui abbiamo Vincenzo Scurria della città di Sant'Agata. Ahimè, è andata male, però insomma sentendo il mister e la dirigenza è stata comunque una stagione da incorniciare. Certo, si possono anche perdere le finali, però rimane tutto ciò che di bello è stato fatto. Sì, noi siamo orgogliosi e soddisfatti del campionato. Abbiamo trovato una squadra che ha fatto qualcosa di eccezionale come il Città di Messina, però poi siamo arrivati secondi, siamo piazzati per i playoff, abbiamo superato la fase regionale che non è mai semplice, e ci siamo fermati soltanto nella fase nazionale. Però con grande rammarico, perché di fronte avevate uno squadrone e voi comunque avete fatto secondo me una grandissima partita. Ho avuto modo di vedere alcuni highlights e devo dire che ve la siete giocati in campo. Beh, se l'è giocato anche il Canicattì, perché insomma anche non raggiungendo i playoff per un meccanismo abbastanza strano, troppi punti rispetto alla seconda classificata,
La stagione è stata comunque da incorniciare, perché a Canicattì c'è voglia di calcio. Anzitutto voglio ringraziare la società di Canicattì e il mister Sebi Catania. Abbiamo fatto un bellissimo campionato, anche se non abbiamo raggiunto obiettivi, però speriamo di fare meglio l'anno prossimo. Rimani a Canicattì? Ancora non si sa. Beh, ancora il calciomercato non è esploso, ma tra pochi giorni. Bene ragazzi, che dirvi? Buona estate, riposatevi e speriamo bene per la prossima stagione. Grazie tra me, grazie Vincenzo, complimenti ancora Giovanni. Il miglior difensore del campionato di eccellenza, 3 nomination che vado subito a chiamare qui sul palco. Giuseppe D'Arrigo del Città di Scordia, Salvatore Maltese del Licata ed Enzo Tornatore del Real Aci. Mai difensori bassi, solo difensori alti. Accomodatevi ragazzi, venite qui al centro, venite qua al centro, venite qui, al centro dell'aria, come si suol dire. Allora, per premiare questa categoria dovrei invitare qui sul palco, perché l'ho già visto, naturalmente un nostro opinionista all'interno di Penalty e di Penalty Play, ovvero Giuseppe Rapisarda. Eccolo qua che ci raggiunge. La busta al nostro Giuseppe, ci darà subito il nome di colui che vince questa categoria, questo ruolo. Miglior difensore stagione 2017-2018, Salvatore Maltese Licata Calcio. Salvatore Maltese, complimenti, complimenti a Giuseppe per consegnarla a Salvatore. Allora, battuta subito con Salvatore. Licata, che bella piazza, insomma, non soltanto per un passato calcistico di grande qualità, ma credo che quest'anno avete sfiorato un po' tutto, no? Il passaggio chiaramente ad una fase nazionale, ma avete vinto una Coppa Sicilia, è sempre una Coppa, voglio dire, un titolo che vi portate a casa, con qualche rammarico, però la grande soddisfazione, in questo caso anche tua personale, di avere fatto, a detta di tutti, una stagione pazzesca. Grazie, intanto buonasera a tutti, grazie anche a te per l'invito e volevo dedicare questo premio a mia moglie e mia figlia che comunque sono sempre con me dietro. Complimenti. I figli e le mogli sono sempre le più importanti situazioni che debbono accompagnare soprattutto il calcio dilettantistico. Parliamo con Enzo, Real Aci, che insomma vi davano già retrocessi abbondantemente a metà stagione, invece poi insomma avete fatto quadrato, vi siete resettati, avete veramente stupito tutti, addirittura evitato i play-out. Un miracolo, cioè possiamo gridare al miracolo? Intanto buonasera a tutti, no direi miracolo no, perché comunque noi nonostante le grandi difficoltà che abbiamo avuto durante l'anno abbiamo avuto sempre una grande forza d'animo e nonostante qualche batosta abbiamo preso ci siamo sempre rialzati tranquillamente e poi soprattutto il mister e la società ci hanno fatto sempre stare bene, nessun tipo di problema a livello societario e quindi era semplice il giorno dopo nonostante le sconfitte ricominciare e crederci sempre e poi soprattutto noi sapevamo di dover vincere gli scontri diretti. L'abbiamo fatti praticamente sempre, l'abbiamo fatto questo, quindi la salvezza è meritata e miracolo no. Bene, giusto. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, complimenti. Mentre invece con Giuseppe a Scordia quest'anno per un attimo, insomma, qualcuno ha pensato è l'anno buono, poi purtroppo in finale playoff avete incontrato un'Arcigna Città di Sant'Agata che non vi ha fatto continuare il sogno, però ancora una volta la solita battuta è della serie, è stata lo stesso una bella stagione. Sì, una bella stagione, comunque parlando della partita con il Sant'Agata che è una grandissima squadra, devono ringraziare soprattutto Scuria che ha fatto un miracolo al 120esimo, anche se hanno fatto una grandissima partita.
Adesso Scordia si preparerà probabilmente, speriamo, ad un altro ennesimo momento importante, quello della prossima stagione. Si spera che l'anno prossimo si faccia una buona squadra. Speriamo bene. Complimenti a voi. Rimanete un attimo sul palco perché dobbiamo consegnare... Rimanete qui sul palco perché consegniamo a Giuseppe Rapisarda il ricordo di questa partecipazione. Sono dei difensori, debbono difendere e quando debbono difendere debbono essere determinati. Noi a Penalty Play, la trasmissione del pomeriggio dell'approfondimento sul calcio Catania, diciamo sempre che se non c'è determinazione, soprattutto in una squadra come quella del Catania, non si va da nessuna parte. Assolutamente sì, e comunque ce ne vuole tanta. E adesso siamo nel clou dei playoff, quindi facciamo anche in bocca al lupo al nostro Catania. Grazie a Giuseppe Rapisarda, grazie ancora a voi ragazzi, complimenti, grazie Giuseppe, grazie. Allora, il quarto e conclusivo premio speciale è sempre un premio molto carico di spettacolo perché all'interno della nostra manifestazione inseriamo il premio personaggio TV dell'anno. Ogni anno sono venuti a ritirarlo tanti nomi del mondo della televisione, dello spettacolo in genere e quest'anno sono doppiamente contento perché, insomma, a parte che è un amico, è un ragazzo che è cresciuto stagione dopo stagione, diventando veramente un volto molto conosciuto della televisione siciliana. E allora a questo punto chiamo qui sul palco per ricevere il premio personaggio TV dell'anno Cristiano Di Stefano. Tu non sei un giocatore. Non sei un giocatore. Ah no. Mi sembra una fedda di carne, come diciamo noi qua a Catania. Buonasera a tutti, grazie. Grazie per questa accoglienza, grazie per il vostro calore. Tu non sai una cosa, io ho avuto a che fare col calcio, perché... Quando? Un paio di anni fa, io, Chetti e Gaetano, della famosa trasmissione Playa Bonita, siamo stati gli inviati di quelli che è il calcio. Ah sì, avete visto soltanto il calcio? Ho visto soltanto, poi io giocare al calcio è una cosa, infatti guardavo tutti sti ragazzi, premi a destra, premi a sinistra, e se mi vedessero giocare sarebbe veramente un disastro. Vabbè, fai altre cose tu, fai altre cose. Faccio altre cose, riesco discretamente a intrattenere il pubblico. Lo diciamo noi che le fai bene però. Un applauso a Cristiano. Allora, senti Cristiano, prima di ricevere questo premio volevo chiederti a questo punto cosa succederà la prossima stagione, se te ne vai in vacanza oppure insomma... Ma perché non puoi andarci? Ma perché non dovete andare mai in vacanza voi artisti? Mi spiegate perché? Ero là prima, mi era venuto un attacco di sonno, ma non perché la tua trasmissione è noiosa, perché sono reduce da una stagione di insieme e neanche il tempo. Stamattina mi hanno detto guarda che devi iniziare Playa Bonita. Quindi addirittura il mio primo servizio di Playa Bonita stamattina, insieme è finito ieri, che era mercoledì, mercoledì l'altro ieri, e quindi neanche il tempo, come vedi, siamo già al lavoro. Beh, però tu ti diverti facendo Playa Bonita, dai, lo sappiamo. Quello che dicono tutti, e tu ti diverti. C'è 40 gradi sotto il sole, si diverte, giusto? Sei sempre attorniato di belle donne, quindi. Già me ne basta una donna, anzi ce ne sono due, basta. Bastano. Allora, a premiarti con il ritorno qui sul palco, insomma, il presidente della FIGC di Catania, Teresa Chiara, eccola qui. Come se ne capisce, infatti. Poc'anzi è stata inserita in una premiazione per un uomo dello sport, adesso per un uomo della televisione. Allora, consegniamo a Teresa il premio da consegnare a Cristiano Di Stefano. Questo passaggio ufficiale e lo accompagniamo con l'applauso del pubblico. I volti giovani della televisione fanno piacere, Teresa, perché aiutano anche i giovani a giocare al calcio. Possiamo pensare anche, chissà, un domani che qualche giovane ragazzo può diventare testimonial per questo gioco del calcio puro e pulito? Io direi di sì, però come l'anno scorso, la scorsa stagione, anche questa stagione, diversi esempi di fair play sono avvenuti in campo. C'è stato un ragazzo che ha detto all'arbitro di fermare il gioco perché non era vero che c'era il rigore, quindi
Tante situazioni si sono verificate in passato, un allenatore ha fatto in modo tale di raggiungere il pari perché il gol che era stato fatto non era corretto, quindi gesti di fair play ce ne sono. I nostri ragazzi devono essere solo indirizzati da noi adulti, perché loro hanno l'animo la maggior parte delle volte puro. E in questo caso, quando ci sono personaggi di questo genere, il messaggio può arrivare più dritto. Certamente, può arrivare più diretto, anche perché i social network in questo momento sono importantissimi per i ragazzi. Anche la FIGC si è spostata sia su Facebook, noi pubblichiamo tanto dei ragazzi. Innovazione totale. Sì, per arrivare più velocemente ai ragazzi con messaggi positivi. Perfetto. Sempre. Consegniamo a Teresa Chiara anche la targa di partecipazione a questa quinta edizione dei Penalty Awards 2018. Grazie a Teresa e grazie a Cristiano. Grazie a Teresa. Grazie, in bocca al lupo per la stagione prossima. Adesso è il momento di parlare del ruolo del centrocampista e anche in questo caso l'imbarazzo della scelta, perché soprattutto nel campionato di eccellenza tanti nomi importanti con prestazioni maiuscole. Tra l'altro a premiarli sarà un personaggio siciliano secondo me straordinario. Vado subito a chiamare i 3 che sono in nomination per quanto riguarda la categoria centrocampo nel campionato di eccellenza 2017-2018. Francesco Cardia, Città di Messina, Nunzio Nicosia, Nuova Città di Caccamo e Alessandro Zumbo del Città di Scordia. Ciao Francesco. Ciao Nunzio. E ci raggiunge Alessandro Zumbo dello Scordia. Ciao, complimenti. Che imbarazzo della scelta, ragazzi. Centrocampo così, insomma, tutte le società lo invidiano, Arcigno, tecnico, giovane, insomma completo. Un centrocampo che l'AIAC ha tirato fuori, devo dire, con grande intelligenza. E a premiarvi, pensate un po', secondo me è uno dei centrocampisti più importanti del calcio siciliano. Adesso ha avviato da qualche stagione la carriera da allenatore e già sta riscuotendo un grandissimo successo. Lo invito qui sul palco, Beppe Pagana del Troina Calcio. Abbiamo tifato per Beppe in maniera incredibile. Può darsi che ci sarà qualche novità, perché insomma finalmente la Vibonese ha vinto il ricorso, quindi sulla carta non ci stava in questo campionato. Ciao Beppe. Allora, consegniamo la busta? Consegniamo la busta per quanto riguarda l'eccellenza. Vediamo un po', mi metto da questa parte così sveliamo il nome di colui che vince per il ruolo del centrocampista. Allora, io l'anno scorso quando abbiamo costruito la squadra è stato il primo centrocampista a cui è chiamato. Si sono scoperte queste cose finalmente. Francesco Cardia. Francesco Cardia, Città di Messina, complimenti. Era super richiesto già sul mercato allora, quindi doppio complimenti per Francesco Cardia ed è Beppe Pagana che consegna la targa. Adesso tra poco arriverà anche quella per voi. Francesco, io vado a memoria, ma se non sbaglio nella prima o nella seconda edizione sei stato in nomination, o sbaglio, con l'Igea Virtus. Sì, anche in quel caso avevamo vinto il campionato d'eccellenza per salire in Serie D, poi sono approdato al Città di Messina dove ho trovato oltre una squadra, una famiglia e in 2 anni abbiamo fatto la doppia promozione, meritatissima. Meritatissima, adesso insomma la platea della Serie D sarà ancora più impegnativa, il vostro gruppo però credo che sia prontissimo. Sono sicurissimo che anche in Serie D faremo la nostra figura. Complimenti ancora, complimenti ancora. E allora invece poc'anzi parlavamo di un centrocampo giovane e ci siamo riusciti perché insomma la Nuova Città di Caccamo, che era diciamo un po' la squadra che rappresentava la novità in questo girone A del campionato di eccellenza, ha prodotto secondo me dei giovani e uno di questi sei tu, Nunzio. Il fatto di essere stato inserito in nomination credo che sia una grande soddisfazione. Poi il fatto che la Nuova Città di Caccamo abbia perso la finale, quella in questo momento può passare anche in secondo piano. No, grazie per il premio. Intanto devo ringraziare la società perché un giovane come me è importante che giochi in questa categoria. Come ha detto lei, ci sono molti altri giovani come me che meritano di giocare in queste categorie.
La cosa che mi ha sorpreso di Nunzio, guardando alcune sue fotografie, è che quando lui è in campo sorride sempre, e questo secondo me è il più bel messaggio. Facciamoglielo questo applauso. Sorride sempre. Invece Alessandro non lo vogliono vedere mai in campo, perché è uno che ti mangia veramente le caviglie. È stata una bella stagione comunque a Scordì, Alessandro. Sì, intanto ringrazio a voi per l'invito. Che devo dire? Quest'anno abbiamo trovato purtroppo una squadra forte per la categoria, una squadra che fa 13 vittorie di fila, non è facile raggiungere. Però per un attimo avete sperato con il Città di Sant'Agata di agganciarla questa fase finale di eccellenza nazionale. Sì, stiamo tentando, però poi purtroppo abbiamo perso punti con squadre diciamo bassa classifica, e sono punti pesanti che poi alla fine rimpiangi. Beh, l'importante però è essere qui stasera sicuramente. Beppe, la Vibonese ha vinto il ricorso. Che c'entrava la Vibonese in Serie D quest'anno? Insomma, ci sorprende e ci amareggia nello stesso tempo. Un gol regolarissimo e adesso dovete rincorrere con gli avvocati, forse, chissà, una promozione in Lega Pro. Intanto grazie per l'invito e una buona sera a tutti. Niente, quello che hai detto tu è vero, è una cosa che fa male per come abbiamo perso la partita, però noi abbiamo dato tutto, quest'anno abbiamo fatto un'annata meravigliosa. Per una piccola realtà come Troina penso che sia stato qualcosa di irripetibile ed eccezionale. Adesso si è aperto quest'altro spiraglio, poco fa ero al telefono e anche oggi si è espresso il presidente della Serie C Gravina dicendo che ci sono i termini proprio burocratici per ridarci d'ufficio quello che ci è stato tolto, e noi speriamo veramente, perché sul campo l'abbiamo meritata, anche perché noi siamo arrivati primi e abbiamo perso uno spareggio solo per un calcio di rigore, quindi anche da quest'altro punto di vista diciamo che non ci regalerebbero niente, quindi noi ci auguriamo che giustizia sia fatta, ma ad ogni modo sia io che la squadra, la città, la dirigenza e tutto non ci possiamo rimproverare niente, perché abbiamo dato di tutto e di più, e poi alla fine, ripeto, solo un calcio di rigore ci ha negato una gioia immensa. Speriamo che questa gioia ci venga restituita diversamente. E noi siamo con voi. Consegniamo a Beppe Pagani il ricordo di questa partecipazione ai Penalty Awards e in bocca al lupo per tutto quello che verrà. Complimenti a Beppe, complimenti a Francesco, Nunzio ed Alessandro. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi. Quest'anno a Penalty abbiamo deciso di premiare un pararigori, nel senso che penalty, la sua parola in italiano è semplice, calcio di rigore, quest'anno ha indetto un premio molto strano, molto particolare, si chiama Penalty 11 metri e serve anche per premiare appunto un portiere che si è particolarmente distinto contro i rigori. E la particolarità di questo premio sta nel fatto che sarà uno stesso dirigente della società di cui è tesserato a premiarlo. E allora invito qui sul palco per ricevere il premio speciale Penalty 11 metri Stefano Caruso del Paternò Calcio. Ciao Stefano. D'altra parte con un portiere così alto è impossibile, vabbè, alto, non è che sei basso però è anche vero che quando uno insomma si trova di fronte a una persona di questo genere probabilmente un po' di paura la incute. Ma diciamo che quest'anno è andata bene. È andata bene. Allora a premiare il nostro Stefano Caruso, vincitore del premio Penalty 11 metri, sarà il tuo direttore sportivo, perché la caratteristica di questo premio è che è proprio un dirigente a premiarti della tua stessa società. Ed invito qui Aldo Buffalino, il direttore sportivo del Paternò. Ciao Aldo. Allora consegniamo ad Aldo il premio che a sua volta lo passa a Stefano, a dimostrazione insomma che il penalty è quello decisivo o in positivo o in negativo, in questo caso è stato positivo. Aldo, a Paternò insomma state resettando tutti, perché il prossimo anno sarà l'anno tra virgolette forse della vendetta. Dovrebbe essere l'anno zero, diciamo. Ora la prossima settimana ci incontriamo con gli altri dirigenti e vediamo il da farsi. La tua esperienza ti porta comunque a credere ancora una volta che Paternò è una piazza troppo importante per rimanere fuori quantomeno dalla Serie D? Ma Paternò ha una storia, ha una Serie C sulle spalle, deve ritornare su quel palcoscenici.
Se c'è l'organizzazione si va ovunque. Se c'è l'organizzazione e le persone giuste, sì, certo. Benissimo, allora noi ti consegniamo la targa di partecipazione in ricordo della tua presenza qui ai Penalty Awards 2018. Grazie a Aldo Bufalino e a Stefano Caruso per quanto riguarda la vittoria finale a penalty 11 metri. Grande finale adesso, tutto di un fiato, il miglior attaccante, il miglior dirigente ed il miglior allenatore. E poi chiuderemo anche questa quinta edizione dell'evento che racchiude il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Partiamo subito con il ruolo dell'attaccante e chiamo subito sul palco i seguenti giocatori che sono in nomination: Giorgio Cicirello, Città di Sant'Agata, Salvatore Mincica, Città di Sant'Agata e Davide Testa del Marsala. Salve, salve, salve. Al centro del palco, in questo caso al centro dell'attacco, 3 giocatori che fanno in media 60, 70, forse anche quasi 80 gol a stagione. Un terzetto di questo genere, insomma, tutte le società in questo momento secondo me lo sognano. Vedremo cosa succederà la prossima stagione, perché voi ogni tanto cambiate spesso, vi piace un po' mettervi in gioco con tante altre società. Tocca a me aprire questa busta che è pesante, è piena di gol questa busta. Allora, vince il premio come miglior attaccante della stagione 2017-2018 della categoria eccellenza Salvatore Mincica del Città di Sant'Agata. Allora, quanti gol quest'anno? Tanti, ma come del resto anche nelle passate stagioni. Insomma, tu sei un goleador di razza, come si suol dire. Ringrazio il mister, i miei compagni e la società, e anche merito loro se ho fatto questi gol quest'anno. È andato male un po' in finale nazionale, però insomma il rammarico viene messo da parte dal fatto che comunque avete veramente costruito un bel team, un bel gruppo, sia dal punto di vista dirigenziale che dal punto di vista tecnico, e credo anche dal punto di vista proprio umano tra di voi, perché so che avete sicuramente dalla vostra la voglia di stare sempre insieme. Sì, eravamo un grandissimo gruppo, noi abbiamo dato tutto e alla fine non è andata come volevamo, però alla fine, ripeto, abbiamo dato tutto ed è questo l'importante. Questo è l'importante, certo. Avete dato tutto voi, caro Davide, a Marsala, vincendo l'ennesimo campionato. A quanti campionati si è arrivato adesso? Almeno 4, 5? 4 campionati sono tanti, soprattutto perché sono poi accompagnati da tanti gol. Prossima stagione Marsala impegnativa, perché è una cittadina, che poi non è neanche cittadina, è una città che comunque ha veramente voglia di ritornare alla grande, soprattutto in Lega Pro, secondo me. Sì, hai detto tutto tu, abbiamo fatto un bel campionato sia noi sia Licata. Giustamente non sono piazze d'eccellenza, sono piazze di 3 categorie. Quest'anno ci siamo noi in Serie D, spero magari pure Licata, che sono i campionati quelli che contano veramente. Bravo, hai detto bene, sono campionati che contano veramente. L'accoppiata del Città di Sant'Agata è stata completata con questa accoppiata. Devo dire che Giorgio Cicirello è stato anche un po' la nota positiva e anche un po' a sorpresa, perché ci sono stati momenti che sei stato tu l'artefice della vittoria, come del resto certe volte anche Salvatore Mincica, a dimostrazione che insomma vi completavate a vicenda, raggiungendo l'obiettivo più importante, quello della vittoria per una squadra importante come quella di Città di Sant'Agata. Sì, sicuramente con Totò ci siamo trovati bene fin dall'inizio, però il merito è di tutti, dai nostri compagni, il mister, la società e dei nostri tifosi che venivano al campo sempre. Messa da parte insomma l'amarezza di un'eliminazione, adesso vi riposate e poi ricomincerete tutto da capo. Ricominceremo con lo stesso entusiasmo e soprattutto dal nostro campo, che è casa nostra, Biagio Fresina, che lo stanno facendo nuovo, stanno mettendo in sintetico, perciò speriamo di ripartire da là. Quando arriva il sintetico arriva la felicità di tutti i giocatori. Grazie ragazzi, complimenti ancora, complimenti. E dopo l'attaccante il momento dedicato ai dirigenti del campionato di eccellenza. Ed invito qui sul palco 3 nomi anche di grande spessore
e soprattutto nomi di enorme esperienza calcistica a grandi livelli. Invito qui sul palco Claudio Cammarata del Licata, Maurizio Lorè del Città di Messina e Giuseppe Milazzo del Marsala. Grande Claudio, è sempre un piacere ritrovarti. Città di Messina e Marsala che si scambiano l'entrata. Presidente, il ruolo del dirigente è sempre quello più importante. In questo caso abbiamo un direttore generale, poi due presidenti di due squadre che hanno vinto il loro rispettivo girone, ovvero Marsala e Città di Messina. A premiare insomma il dirigente per quanto riguarda la categoria in questa stagione abbiamo un ex dirigente, un nome che ha legato insomma alla fortuna di molte società. Ho il piacere di invitarlo qui sul palco, Angelo Lainò. Lui dice sempre: ma io non è vero che ho fatto tanto, invece lui ha fatto tanto perché insomma ha avuto la fortuna di essere all'interno di parecchie società, di costruire tanti ragazzi e di inventare anche molti dirigenti che adesso insomma occupano ruoli importanti. Lo dico io. Assolutamente. Angelo. Allora, Eppure devo dire una cosa. Se io ho conosciuto, mio frate Gigi, se io ho conosciuto questa tua trasmissione, te l'ho detto, sì, è per Franco Anastasio. Lo so che mi fa tanta pubblicità. No, perché tramite lui una sera mi arriva un messaggio. Stasera sono a vedere penalty. Ma che cavolo è sto penalty? Non lo sapevo. E per curiosità, dico, ora lo vedo. E ho visto te. E poi sei stato anche ospite spesso della nostra trasmissione. Ma questo è un fenomeno. Premia la carriera è tutto dire, no? Ma io meriterebbe molto di più. Consegniamo la busta ad Angelo Lainò, sarà lui a darci il nome del vincitore per quanto riguarda il miglior dirigente del campionato di eccellenza. Giuseppe Milazzo, Marsala Calcio. Marsala Calcio, complimenti Presidente. Consegniamo a Lainò, che a sua volta passerà la targa a Giuseppe Milazzo. Complimenti. Presidente, poc'anzi parlavamo sul Marsala che sappiamo tutti ha legato alcuni momenti della propria storia in categorie impegnative. Ancora una volta è ritornata in pista, subito una vittoria importante, con un gruppo importante. La dirigenza penso che abbia a questo punto voglia di stabilizzarsi quantomeno su certe categorie. Lei la rappresenta, vogliamo essere tutti ottimisti? Innanzitutto grazie per l'invito, grazie per la designazione e grazie per il premio. Intendo condividere questo premio con tutta la mia dirigenza, con tutta la città di Marsala e con tutti i tifosi che ci sono stati vicini. Speriamo di raggiungere altri traguardi. Il campionato è stato molto impegnativo, faccio i complimenti a tutte le squadre che lo hanno nobilitato, in particolare al Licata, che credo avesse la squadra più forte del campionato e che forse ha tardato a vincere questo campionato perché è impegnata nella Coppa Italia. Un grande in bocca al lupo al Licata e, come diceva Davide Testa, speriamo di vederli fin da questo campionato di Serie D con noi a gioire e a trepidare per una vittoria. Che bella questa cosa che ha detto il Presidente, Claudio, che tu insomma hai assorbito, anche perché 2 coppe le avete vinte, le hai vinte soprattutto tu, prima a Troina e quest'anno a Licata. Che ti manca di più? Hai una grande esperienza di Serie A, ridimensionandoti anche in una realtà come Licata, come ti sei trovato? Perché credo che anche lì c'è voglia comunque di fare un calcio al di sopra del dilettantismo. Innanzitutto grazie a te e un saluto a tutti i colleghi e gli amici che sono qui in platea insieme a noi. Riguardo al mio posizionamento, io ho lavorato in Serie A, come ho lavorato a Licata quest'anno, come ho fatto il presidente in terza categoria. Credo di avere una versatilità tale ormai nel calcio che l'anno scorso giocavo anche in prima categoria, quindi devo dire che il presidente ha centrato tutto, mi ha dato un assist formidabile. Anche noi abbiamo fatto
una stagione assolutamente degna di rispetto, non abbiamo chiuso con rammarico, abbiamo chiuso con la consapevolezza di aver fatto il massimo. Abbiamo incontrato sulla nostra strada una signora squadra, una società forte, alla fine il campo è quello che dà ragione. La Coppa ci ha penalizzato nel farci arrivare stanchi a determinati appuntamenti, però la Coppa è anche quella che l'anno scorso ci ha permesso a Troina di fare un altro percorso, quindi quando sei in ballo non puoi tirarti indietro, è come se rinunci al campionato o alla Champions, falli tutti. Avevamo una rosa all'altezza, qualcuno ci ha decimato e questa rosa all'altezza ce l'ha decurtata in maniera scientifica, però rimane la grandissima stagione. Adesso ci rimboccheremo le maniche e vediamo cosa succede in estate. Speriamo bene, speriamo bene. Presidente, vittoria pazzesca quest'anno, nessuno vi dava vincenti, ma non perché non lo eravate forti, però chiaramente da neopromossa si parte leggermente un gradino sotto rispetto a tante altre contendenti. È stata una stagione invece che ha dimostrato tutto l'opposto, grande organizzazione, un ottimo, straordinario settore giovanile perché io vi seguo e soprattutto una squadra che sta guardando in prospettiva, forse addirittura anche più della Serie D. Io ho questa sensazione, leggo i vostri post che parlano proprio di questa grande voglia di mettervi in gioco anche e soprattutto contro forse la CR Messina. È una domanda ma non è polemica. No. La nostra forza sicuramente è l'organizzazione. Noi siamo una società azienda, siamo degli imprenditori prestati al mondo del calcio. Vogliamo fare un calcio diverso, un calcio sano, un calcio oculato, con molta attenzione alla programmazione, perché il nostro forte sicuramente, se veniamo da 2 promozioni consecutive, quindi eccellenza, promozione e eccellenza, sicuramente è frutto di un'ottima organizzazione societaria che parte sicuramente dal magazziniere per terminare al direttore sportivo, al direttore generale. Noi siamo una grande famiglia che remiamo tutti nella stessa direzione, i ragazzi lo sanno, chi vuole stare con noi deve stare a determinate condizioni. Io faccio il manager nella mia azienda e ho portato la mia managerialità nel mondo del calcio. Con un occhio attento sicuramente al settore giovanile e alla scuola calcio. Noi siamo su Messina l'unica scuola calcio d'élite, abbiamo un settore giovanile importante, quest'anno siamo stati battuti in semifinale da un'altra grande squadra che è il Calcio Sicilia nella semifinale allievi. Abbiamo guardato la loro organizzazione, la faremo anche nostra e poi tireremo avanti per la nostra strada. Certo, Messina è una piazza difficile, avere 2 squadre oggi in Serie D è difficile perché i tifosi sono delusi, vengono da 10 anni di continue delusioni, vengono da 10 anni di presidenti millantatori, da gente venduta al calcio in maniera ingrata, perché questo lo dice, questi dicono i risultati. Messina sicuramente non merita la Serie D, però è difficile fare calcio perché non c'è struttura. Io probabilmente quest'anno per fare la D dovrò farla nel nuovo rinnovato Marullo, dove il Camaro, altra gloriosa formazione di Messina, l'ha presa in gestione per 15 anni, pagherò il mio affitto, gli ho chiesto e mi hanno dato a disposizione la possibilità di una piccola casa perché io parto dal punto di vista che non c'è differenza tra terza categoria e Serie D, dobbiamo avere noi una lavanderia, un ufficio all'interno di uno stadio dove andare a mettere tutto ciò che è basilare per fare calcio. Ahimè nel meridione d'Italia è difficile fare calcio, molte volte però gli appassionati come me vengono messi anche davanti a tante porte chiuse che da un momento all'altro possono anche abbandonare. Potrebbe anche essere questo un caso. Beh, però io credo che insomma dalla vostra c'è questa determinazione che poi alla fine può anche risultare vincente. Noi ce lo auguriamo perché siamo degli sportivi. La passione molte volte passa davanti alle porte chiuse. È vero. Battuta anche con Angelo Lainò e consegniamo anche la targa ricordo. Intanto prendi la targa, grazie. Loro vennero a giocare, io sono stato per un brevissimo periodo, e meno male che è stato breve, ad Adrano e vennero a giocare da noi. Abbiamo perso 2-0 quella partita. Io dissi a un loro giocatore che è stato con me parecchi anni fa a Filistato, gli ho detto: vedete che voi, se la società vi piglia 1 o 2 elementi, vincete il campionato. Mi ha detto il direttore, ha detto: vincete il campionato.
Ecco la dimostrazione. L'hanno vinto. Avevi azzeccato tutto. Grazie a tutti i dirigenti, grazie Presidente. Ciao Claudio, Presidente, ancora complimenti. Complimenti. Grazie Angelo Lainò. Siamo arrivati alla conclusione con probabilmente il premio più ambito ed è anche il premio che mette sempre in difficoltà l'AIAC, perché è anche vero che il ruolo dell'allenatore, l'ho detto all'inizio del nostro evento, è sempre quello molto molto più importante, perché è quello che dà gli equilibri alla squadra, è quello che deve conoscere i problemi di tutti i giocatori, è quello che deve cercare di equilibrare anche i rapporti soprattutto con la dirigenza, e poi soprattutto è quello che paga prima di tutti gli altri se i risultati non sono dalla sua, secondo me in maniera sbagliata, però vabbè, purtroppo è la legge anche del calcio. Io invito qui sul palco questo terzetto che è secondo me stellare per il calcio siciliano, e ho il piacere di invitarli qui sul palco, e sono Santino Bellinvia del Città di Sant'Agata, Giovanni Campanella del Licata Calcio e Giuseppe Furnari del Città di Messina. Ciao Giovanni. Ciao caro. Santino dov'è? Santino Bellinvia. Mi manca Santino Bellinvia. Non è arrivato. Avvicinatevi. Sarà successo un problema perché lui è sempre molto puntuale, preciso. Vabbè, succede, eventualmente vedremo di poterlo recuperare. Mi porgi questa busta che è pesantissima, ragazzi. Io sono veramente titubante, però prima di aprirla volevo intanto farvi i complimenti personali. Manca Santino, vabbè, i complimenti sono rivolti anche a lui. Iniziamo con quello che ahimè ha perso la possibilità di andare in Serie D, però rimane una bella soddisfazione, Giovanni, perché comunque la Coppa Sicilia è sempre una bella coppa, e poi come ha detto giustamente Claudio, per colpa di qualcuno magari non si è andato avanti. Vabbè, nel calcio ci stanno anche queste cose qua, però devo dire che noi abbiamo fatto un bel campionato, il Marsala l'ha fatto migliore di noi, complimenti al Marsala. Tra l'altro tu sei arrivato a stagione iniziata, quindi sei riuscito, sicuramente grazie anche alla tua straordinaria esperienza, a resettare subito, a riorganizzare tutto, a dare la giusta energia, ed è la dimostrazione, insomma, che il tuo carattere lo conoscono tutti, insomma è fatto di tenacia e determinazione. Vabbè, bisogna vedere, c'è chi dice che c'è un carattere brutto, però avere un carattere brutto, dire le cose come stanno, non so se è un bene o un male, però. Secondo me è un bene, però. Non lo so, a volte è un male. Va bene. E invece devo dire che il Città di Messina ha giocato un bel calcio. Io ho visto molte partite e devo dire che ha giocato un bel calcio. Onore agli avversari, ma onore anche al tuo progetto tattico, per una squadra che quando è scesa in campo ha sempre giocato a pallone, e in queste categorie spesso e volentieri in alcune partite è sempre molto difficile giocare anche bene a pallone. Sì, grazie. Sicuramente era l'idea di gioco che ci eravamo prefissati già con la società in sede di programmazione della stagione, perché come ha detto il Presidente, certi risultati non si ottengono così per caso, ma sono frutto di programmazione da parte della società prima, e poi sul lavoro sul campo con lo staff e con i giocatori, e la disponibilità soprattutto di quest'ultimi, che sono sempre stati appunto sempre in prima linea, si sono sempre impegnati, non hanno mai tirato indietro nessun tipo di forza, e poi siamo arrivati al risultato finale. Tra l'altro per te è una seconda vittoria consecutiva, dopo la bella stagione e vittoria a Camaro, adesso questo bis contro insomma anche il parere di molti addetti ai lavori che pensavano che insomma il campione d'eccellenza forse anche un po' per inesperienza poteva diventare per te un problema. Sicuramente l'anno scorso col Camaro abbiamo fatto un gran campionato di promozione, per me era l'anno scorso il primo campionato di promozione e quest'anno il primo campionato di eccellenza. E il prossimo anno è il primo di Serie D? Il prossimo anno dovrebbe essere il primo di Serie D sicuramente, quindi è normale che questa mi dà molta gioia, ma ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada due società molto organizzate, ma anche due gruppi di giocatori molto forti e molto sempre disponibili al lavoro. Perfetto, allora mi metto qui perché devo aprire questa busta. Comunque vada, è stata una grande stagione ed essere in nomination credo che sia una bella soddisfazione. Allora, miglior allenatore per quanto riguarda la stagione 2017-2018 per la categoria eccellenza, Giuseppe Furnari del Città di Messina.
Lo consegniamo a Giuseppe, consegniamo anche la targa ricordo a Giovanni Campanella. Una battuta veloce, si riparte da questo premio e si riparte con la stessa determinazione dell'inizio di questa stagione. Beh, ogni anno si azzera tutto, quindi dall'anno prossimo si ricomincia da zero comunque, quindi massimo impegno, massima disponibilità e si spera sempre di fare bene. Massimo impegno e massima disponibilità, penso che anche a Licata, insomma tu hai legato il nome da calciatore, ma in questa stagione hai dimostrato a Licata che quando fai le cose come vuoi tu, le cose poi risultano. E se la prossima stagione ci ritenti, noi siamo convinti che potrebbe essere ancora una volta una stagione vincente. No, se ci ritendo lo dovrebbe dire il Presidente. Io fino adesso non ho sentito nessuno. Beh, si dice sempre così, dai. Poi si vedrà. Bene, allora noi vi auguriamo un in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie Giovanni, grazie Giuseppe. Allora, dato che siamo in chiusura di questo evento, io avevo il piacere di rinvitare di nuovo sul palco il nostro presidente dell'AEC di Catania, il nostro José Sorbello. Allora, José, è il quadretto finale di questa ennesima edizione dei Penalty Awards. Tanti giovani allenatori nuovi, ma anche tanti giovani ragazzi che hanno insomma scommesso con tanto sacrificio in questa dura stagione. Il fatto che siano giovani, insomma, è una cosa bella, è un merito, non è che è quello che ci si aspetta sempre, no? Il ricambio è quello che è necessario affinché questo fenomeno rimanga sempre in vita e abbia sempre tutto l'interesse che continua ad avere da parte non solo degli addetti ai lavori, ma dalle famiglie soprattutto. Quindi io mi auguro che questa nuova generazione, non solo di calciatori, ma soprattutto di allenatori, educatori, riesca a trasmettere non solo la passione per il gioco del calcio ai bambini e ai ragazzi, ma soprattutto la passione alle famiglie, affinché possano vedere nella crescita dei loro ragazzi l'obiettivo che non è soltanto quello di diventare campioni, ma è quello di diventare delle persone serie, responsabili e rispettose. Perfetto, grazie Giuseppe, grazie. Io volevo invitare anche qui sul palco adesso la cara Federica Zammataro, perché insomma lei ha accompagnato anche per buona parte della stagione finale di Penalty i vari commenti su questo calcio dilettantistico, e poi insomma chiudere con un volto femminile è doppiamente più bello in questo senso. Abbiamo anche una targa per lei per ricordare la sua partecipazione ai Penalty Awards. E dico anche, Federica, il volto femminile nel calcio è sempre visto con un po' di tensione, sbagliando, credo. Sì, è vero, ne abbiamo più volte parlato anche in studio e purtroppo ho avuto modo di toccare con mano questa triste realtà, perché a volte le donne, soprattutto nell'ambito sportivo, in particolar modo calcio dilettantistico, vengono viste un po' con un occhio, diciamo, strano, no? Tipo, ma è una donna, ma che ci fa qua? E invece? Invece no, perché ho avuto la possibilità e l'onore di supportare le comunicazioni del Paterno Calcio lo scorso anno a Biancavilla. Comunque sia, belle persone, una bella realtà, capita, come in tutte le cose d'altronde. Cerchiamo un attimino di essere meno maschilisti. Dai. Noi siamo per le donne. Grazie Federica Zammataro, grazie. Allora, prima di congedarci, volevo ringraziare naturalmente tutto lo staff tecnico coordinato dal nostro Giuseppe Giuffrida, volevo ringraziare Andrea Salerno, Roberto Di Marco, ringraziare anche Angelo Pandolfo e Chiara Sorbello. E poi voglio invitare, per chiudere la puntata, la odierna edizione dei Penalty Awards, con la nostra bella Federica Di Benedetto. Ha anche una voce lei, insomma, ha anche una voce. Federica, tanti giocatori, ancora una volta la stagione si è conclusa, a dimostrazione che dopo tanti sacrifici, insomma, adesso solo mare, penso. Sì, adesso per voi solo mare, fortunatamente fino a luglio, primi di agosto, esatto. Quindi vi auguro delle buone ferie, diciamo così. Bene, giusto, grazie a Federica. Io mi congedo da voi e vi dico pure che l'appuntamento con i Penalty Awards ritornerà
di nuovo, la prossima stagione sarà la 6ª edizione. Grazie a tutti e buon calcio anche la prossima estate. Grazie.